Quello che è il clima qui all'esterno del Maradona. Chiedo a Manuel di seguirmi, magari così ci mettiamo un po' a sentire il parere della gente, vediamo un po' chi vuole raccontarci com'è stato questo. Salve, com'è andata? Ragazzi, com'è andata? Male? Perpetuo sta stagione, non ho altre parole da aggiungere, perché è una stagione che si conclude così come si doveva concludere, malissimo, con una squadra che non gioca, due giocatori che ci provano, tre perché pure Lobotka ci prova, Angonge ci ha provato, Kvaratskhelia ci ha provato e finisce là. Non poteva andare peggio. No, infatti non poteva finire in modo peggiore. Sono tre giocatori che ci provano, il resto è scandaloso. Grazie ragazzi. Spostiamoci ancora tra questi qui. Ciao ragazzi, ciao, com'è andata? Prego, venga. Che devo dire? Come è iniziata così è finita la stagione. Finale amarissimo. Come? Finale amarissimo. Complimenti ai ragazzi. Complimenti ragazzi. Grazie mille. Vediamo ancora chi altro. Ragazzi, posso? Calcio Napoli 24. Ragazzi, Calcio Napoli 24. Com'è andata? Finale amaro? La gente non vuole neanche fermarsi a chiacchierare con noi. Oggi è tanta delusione. Ciao caro, posto? Calcio Napoli 24. Com'è andata? Male? Malissimo? Malissimo, è veramente brutta partita. Abbiamo concluso la stagione nel peggiore dei modi, insomma. Così abbiamo iniziato e così abbiamo finito. Beh, peggiore in campo? È difficile perché è difficile trovare qualcuno di positivo, sicuramente Kvaratskhelia e Lobotka hanno fatto la classica partita loro, peggiore in campo forse Anghissà, un po' molle. Solo Conte per ripartire? Non per forza, certo dà una scossa all'ambiente, però anche altri allenatori possono darla. Conte è il nome su tutti per eccellenza, però vediamo che cosa succede. Grazie mille, ciao, grazie mille. Prego, avvicinatevi, prego, venite, scappano. Com'è andata? Poteva essere una bella giornata per i bambini con le famiglie, però non ci hanno fatto divertire. Dopo 14 anni niente Europa, cosa prova un tifoso del Napoli oggi dopo lo scorso anno che ha visto lo scudetto? Purtroppo quest'anno è stata brutta per tutti, soprattutto perché dopo un campionato che abbiamo vinto l'anno scorso non hanno reagito proprio. Un campionato senza Europa, è tutto da ricominciare, da ricostruire. Peggiore in campo oggi? De Laurentiis. Grazie mille. Prego, se voi ti avvicinate. Ciao piccolino. Giriamoci ancora, stanno abbandonando adesso lo stadio dei tifosi. Ragazzi, prego, avvicinatevi. Ciao, com'è andata? Male? Finale amaro? Finale amaro. Mi spiace che non abbiano salutato Osimhen, però non era il caso. Vorrei chiedere se andiamo in conference o meno. Non lo so. No, non andiamo in Conference League, è ufficialmente fuori il Napoli perché l'Atalanta, nonostante abbia vinto, il Napoli doveva vincere, ma con questo pareggio a pari punti col Torino, il Napoli è fuori per lo scontro diretto del 3-0 a Torino, la sconfitta. Io devo essere sincero, l'anno scorso ho detto vinco lo scudetto e arrivo decimo, firmo. Quindi si è avverata questa profezia. Teniamoci il bel ricordo dell'anno scorso e ripartiamo con Conte e qualche innesto nuovo. Si è fatto un patto con il diavolo, è andata così, grazie. Forza Napoli. Grazie, sempre Forza Napoli ci dice questo ragazzo. Ragazzi, prego, avvicinatevi, com'è andata ragazzi? Malissimo. Malissimo, non abbiamo nulla da dire. Nulla da dire. Una vergogna. Ti aspettavi questo finale? Oggi aspettavi una vittoria? Assolutamente no, però i giocatori l'anno prossimo. I giocatori si vede che non avevano voglia di giocare, non lottano più per niente, che andassero a lavorare, perché veramente non lottano più per niente. Anche un saluto a Osimhen che andrà via, cosa ti senti di dire? Un attaccante che vorresti? Secondo me fa bene, perché restando qua che futuro ha? Fa bene, è meglio che se ne va a guadagnare qualcosa di più e magari vince pure la Champions, che ne sa. L'anno prossimo Conte? Speriamo. Il presidente se ne deve andare se non porta a Se conto. andasse a Bari, almeno può essere che riesce a vincere la Serie C. Grazie mille. Prego, vieni piccolino, vieni. Deluso? Sì, Che ti aspettavi, una vittoria? sì, Osimhen ti mancherà? sì, Un bel Forza Napoli? Forza Napoli. Grazie anche a questo piccolo tifoso, prego avvicinatevi. Finale amaro anche per i più piccoli, ti aspettavi un finale diverso? Sì. Chi è stato il peggiore in campo? Il peggiore in campo è stato pure Caius che appena entrato non ha fatto niente. Grazie piccolino, grazie anche a loro. Prego, avvicinatevi. A tutti i bambini. Dimmi. È stata bella la partita, non è che insomma. Ti aspettavi una vittoria? Sì, mi è aspettata la vittoria. Grazie. Un bel Forza Napoli insieme? Forza Napoli! Grazie bambini, prego, avvicinatevi. Finale amaro, cosa ti aspettava da quest'ultima giornata? Diciamo un finale come tutto il campionato. Il Napoli quest'anno non è stato il Napoli dell'anno scorso.
La curva B ha esposto tutte le sconfitte della stagione, se ce n'è una che ha fatto particolarmente male quest'anno, qual è stata? Secondo me le due dell'Empoli sono state eclatanti, 1-0, 1-0, poteva andare meglio. L'anno prossimo Conte? L'anno prossimo speriamo un buon allenatore e un buon campionato. Forza Napoli. Grazie, grazie mille. Prego ragazzi, ciao, com'è andata? Male? Peggio non poteva andare. Cosa ti aspettavi da quest'ultima giornata? Che almeno portavamo i 3 punti a casa Napoli. e passare almeno, se vinceva la Fiorentina, di andare in Conference League. Infatti fuori dall'Europa dopo 14 anni il Napoli, cosa prova oggi un tifoso dopo che lo scorso anno ha vinto il campionato? Rabbia e tristezza, delusione proprio totale. Dopo uno scudetto vinto e fare una crisi totale così non è. L'anno prossimo Antonio Conte? Speriamo, potremmo fare qualcosa. E Giovanni Di Lorenzo invece? Di Lorenzo io spero che rimanga, però se la sono presi un po' troppo con lui come giocatore. Però purtroppo così sono i giocatori. Un bel Forza Napoli lo stesso? Sempre, Forza Napoli comunque. Grazie, grazie mille. Prego, prego, avvicina. Venite ragazzi, venite, una alla volta, prego. Lo scudetto è qui, lo scorso anno resta un bel ricordo, quest'anno. La maglia, vedi, senza nessun calciatore dietro, perché i calciatori vanno e vengono, la passione rimane. Doveva finire questo campionato, purtroppo è stata un'annata pazzesca, negativa in tutti i modi, è iniziata male e finita peggio. Se lo scorso anno vi avessero detto vince lo scudetto e poi arriva al 10° posto. Assolutamente non ci avrei mai non avrei mai creduto a una cosa del genere, è stato uno scempio. Purtroppo il presidente ci ha messo una bella mano in tutto questo. Abbiamo iniziato male con Spalletti, con Giuntoli, con tutti, abbiamo iniziato ma abbiamo finito peggio. 3 allenatori quest'anno, uno peggio dell'altro. Forse fosse rimasto il primo, secondo me il 6° o 7° posto l'avremmo raggiunto. Gli ultimi 2 è stata proprio una cosa pazzesca e poi ci sono messi anche i calciatori a 5-6 giornate alla fine, tutti quanti ci hanno dato il ben servito praticamente, con i contratti firmati. Chi l'ha deluso più tutti quanti tra i calciatori? I calciatori mi hanno deluso tutti, stasera la Spadora ha fatto ridere onestamente, non faceva un passaggio, ma non ho capito perché l'hanno messo in campo. Poi la Spadora ha fatto ridere, praticamente non si fanno tiri in porta, stasera pure Kvaratskhelia sembrava che non aveva voglia, però se non segna Kvaratskhelia non segna nessuno, Kvaratskhelia non si discute, se si deve ripartire solo da lui, è l'unico che può rimanere in questo Napoli, lui è Lobotka, perché Lobotka quando gioca dall'anima e ci mette anche la faccia, a differenza degli altri. Quindi Kvara, Lobotka e altri 9 e poi si riparte, grazie mille. Sono d'accordo con l'amico, però prendersi con Raspadori, ma che deve fare? Quello non gioca mai, non ha giocato mai. È normale che quando entra anche un po' senza voglia, senza quella grinta. Niente, comunque sono d'accordo con l'amico, bisogna ripartire da Kvaratskhelia, Lobotka e qualcun altro. Gli altri secondo me si possono accasare dove vogliono, perché quest'anno hanno proprio deluso molto, ma molto. Non ci aspettavamo un campionato così, non dico lo scudetto quest'anno un'altra volta, ma almeno un 2° posto lo poteva fare tranquillamente. Onoravano lo scudetto vinto lo scorso anno. Il Napoli il 2° posto lo poteva fare quest'anno, sicuramente. Vabbè, comunque dai, è andata così. Con la speranza che con Conte si possa ripartire. Con Conte, con qualcun altro, si sa da allenatori, non si capisce chi viene, no? Una volta Pioli, una volta Ezzolino Capuana. Niente, comunque vabbè, ti viene, comunque bisogna rifondare e proseguire di nuovo sulle vittorie. Grazie mille, grazie. Anche quest'altro nostro tifoso. E che dire di Napoli? Purtroppo siamo rimasti male in questa situazione comunque. Il Napoli non si meritava, diciamo. Che posto stiamo? Mo? 10° posto. 10° posto, e stiamo in guardare, sperando che con Conte sia firmato, sperando che facciamo un bell'anno l'anno prossimo, una bella stagione. Sperando. Chi ha al posto di Osimhen in attacco? In attacco non lo so, chi possiamo dire? Lukaku? Lukaku sarebbe bene, sicuramente. Spero che De Laurentiis caccia la cosa i soldi, però no? Grazie a te, mille, ciao. grazie.
anche una maglia storica, bella, significativa, un bel 10 argentino di Maradona. Cosa prova un tifoso del Napoli oggi dopo 14 anni di Europa? Questo è il primo anno e dopo lo scudetto sembra assurdo, ma il Napoli chiude al 10° posto. Si è cominciati male e si è finiti peggio quest'anno. Questa partita è stata proprio la ciliegina sulla torta di una fine di un campionato disastroso. Certo, uno non si aspettava di ripetere l'annata dell'anno scorso, ma almeno un piazzamento in Europa con la qualità tattica che aveva il Napoli sulla carta meritavamo. Chi ha deluso maggiormente in questo campionato come calciatore? Io non riesco a trovare un giocatore, sinceramente, a partire dal portiere. Sono stati veramente tutti deludenti, proprio perché sono stati, diciamo, coloro che hanno ridato lustro alla città dopo 33 anni di buio. Grazie mille. Ragazzi, vengo anche da voi, delusi, amareggiati, peggiore in campo, sensazioni post partita? Allora, delusi perché comunque noi possiamo fare quello che vogliamo, perché la squadra è quella dell'anno scorso, comunque è cambiato solo Kim. Però sembra che non hanno voglia, comunque la sfortuna attraversa pali, comunque, però possono fare di più. Ma l'anno prossimo speriamo in un nuovo inizio anche allo scudetto con Conte. Perché mo non si capisce tanto, però Conte è attualmente più vicino, potrebbe cambiare proprio squadra, perché comunque è una squadra da rifare. È l'uomo giusto per ripartire, un bel Forza Napoli? Forza Napoli sempre. Grazie, vengo anche da te caro, ti tengo qui su TikTok e qui su YouTube, siamo in diretta, Calcio Napoli 24, deluso, vedo anche la tua faccia amareggiata, cosa ti aspettavi? È deluso come lo è stato la maggior parte della stagione. Quest'anno è andata così e speriamo che servirà per esperienza per fare meglio la prossima stagione, molto meglio rispetto a quest'anno. Via Osimhen il prossimo anno, un giocatore che ti piacerebbe? Non rimarrò male, se ne può andare chiunque. Chi non lotta deve sparire, vogliamo solo gente che lotta sul campo, come lottiamo noi a distanza e dal vivo per seguire la nostra maglia. Un giocatore che salvi in questa stagione? Che salvo? Il capitano Di Lorenzo, anche se stiamo sentendo delle voci che vuole andare via. Politano, Kvaratskhelia, il resto principianti. Grazie mille. Buona serata. Ciao, buona serata a te. Prego ragazzi, ciao. Vedo questo sorriso a 32 anni, sei felice nonostante il pareggio? No, non sei felice per nulla, perché è stata una stagione bruttissima, soprattutto da quello che abbiamo visto la scorsa stagione siamo rimasti molto amareggiati. E in questo momento l'unico nome che si salva è Stanislav Lobotka, poi per me tutti possono andare via. Okay. Un bel Forza Napoli insieme? Forza Napoli sempre, nel dolore e nella gioia, Forza Napoli sempre. Okay, un bel messaggio di questi bambini, grazie anche da voi ragazzi. Com'è andata? Male? Peggio non poteva andare? Penso che lo sapete anche per qual è il risultato, e anche a livello di classifica l'unica speranza che c'era rimasta era quella della Conference, il Torino che va a perdere a Bergamo e noi giustamente che non sfruttiamo neanche quest'ultima occasione. Forse se vogliamo ripartire dopo 14 anni che siamo in Europa, questo è il momento giusto. Le voci di Conte qua e là. Diciamo che Conte prende un Napoli un po' in stile Juve di 12 anni fa, che era al 7° posto, senza coppe, magari la speranza è quella di ripartire con lui. Il Napoli gioca per vincere il prossimo anno con Conte. Sì, dico la verità, speravo nella Conference, perché penso che il Napoli la Conference la possa vincere con i panchinari e quindi non sia uno spreco di energie. Però questa è la rivoluzione, bisogna toccare il fondo per riemergere, quindi se proprio ci deve essere un momento per risorgere, questo deve essere il momento. Un giocatore da cui riparti il prossimo anno? Kvaratskhelia, assolutamente, almeno da quel che sembra l'unico che tiene veramente alla maglia in sé per sé e non le sue prestazioni, perché è una cosa differente, ci saranno giocatori che rimarranno sicuramente ma che tengono le prestazioni personali. Kvara tiene alla piazza, Kvara tiene ai tifosi, Kvara tiene alla maglia. È stato un gesto di Kvaratskhelia quando è uscito Di Lorenzo, che ha fatto no col dito non fischiate ai tifosi.
L'hai notato? No, non l'ho notato onestamente dallo stadio, però è ingiusto che il capitano venga fischiato, perché comunque il capitano ci lascia però il momento più difficile da quando è arrivato assolutamente. È normale che c'è delusione da parte dei tifosi, perché una scelta dal capitano che veniva definito da Spalletti come Diego a Udine, poi ci lascia in questo momento difficile. È chiaro che i tifosi siano rimasti delusi, anche perché in questo momento in cui bisogna trovare delle certezze le stiamo perdendo tutte, le uniche certezze che avevamo le stiamo perdendo, quindi l'ho detto, la rivoluzione parte da questo, parte dal fondo, e se stiamo toccando il fondo adesso, buon che parte la rivoluzione. Vediamo una breve estate, perché si va in campo presto con la Coppa Italia e poi vediamo che succede. Infatti ci vediamo i primi di agosto qua per la Coppa Italia. Grazie, ti ringrazio, vado anche dal... Ciao, vedo che anche lei voleva dire la sua sulla delusione. Più che altro è per anticipare la stagione, serviva a qualificarci in questa conference, però va bene così, ragazzi, quando c'è la maglia azzurra, al di là del risultato, poi ci passa. Siamo troppo innamorati di questa squadra, perché molti oggi, ma dove è andata, Ream, Caem, Omar, invece no ragazzi, nel bene e nel male, quindi forza Napoli, e poi ripartiamo l'anno prossimo e chiudiamo questo libro, perché proprio quest'annata tutto storto, e dovuta non so a chi, ma comunque. Dopo 14 anni niente Europa, come diceva anche lei, se lo scorso anno le avessero detto vince il campionato, vince lo scudetto, ma l'anno dopo arriva al 10° posto? No, ma nessuno poteva immaginare quest'annata, anche se magari lottare, sapevamo che il secondo anno era difficile vincere lo scudetto, però stare, anche perché ogni domenica si libera sempre un po', non so quando ne vanno in Champions. Quest'anno hanno tante squadre in Europa e questo forse è il rammarico più grande. Ora sì, infatti, bastava un po' di impegno in più, perché poi le altre non è che sono chissà quanto forti, perché poi si parlano di questi grandi... ha fatto il suo, perché ha battuto il Torino, ha vinto anche questa partita. La sua annata è giusto che sta lì, però questi grandi allenatori che diciamo tra italiani, ma alla fine stanno sopra di noi di pochi punti, non è chissà che hanno fatto. L'anno prossimo un allenatore che comunque ha voglia di rimettersi in gioco. Preferenza chi è? No, non ti dico la verità, non lo so, perché poi ogni annata, ogni squadra, ogni tassello va nel posto giusto, quindi chi viene, speriamo che viene con voglia di rinascere. Grazie. Sempre forza Napoli, ragazzi, non ci abbattiamo, dai. Bene. Grazie mille anche con questo messaggio, vengo anche da voi. Come va? Sono dalla Francia, io vengo dalla Francia a vedere le partite, sono abbonato. Oggi abbiamo fatto quello che c'era da fare, nonostante tutto siamo stati comunque molto sfortunati anche oggi. Io voglio comunque sottolineare che la squadra, nonostante tutto, si è comunque battuta, ci ha provato. E l'unica cosa che mi dà un po' fastidio è vedere tutto quello che è successo in questa partita. La squadra fischiata così non ha senso, nel senso che loro vengono in campo, ok, hanno avuto un'annata molto difficile anche loro, ci sono molti problemi di spogliatoio, lo sanno adesso tutti. Trattarli così dopo quello che abbiamo vissuto l'anno scorso. Io vengo dalla Francia per vedere il Napoli, Cioè, se mi aspettassi ogni anno che il Napoli faccia lo stesso campionato che l'anno scorso, mi starei a casa. Okay? Lo sappiamo benissimo che la squadra che abbiamo è fatta di tanta solidità mentale, ci vuole qualcuno, un motivatore che stimoli veramente i giocatori, li faccia fare molto di più di quelli che valgono. Perché chiaramente quest'anno non abbiamo visto il valore dei nostri giocatori, ma l'anno scorso hanno giocato largamente al di sopra delle loro qualità. Una domanda mi viene spontanea, lei è francese, deduco Rudy Garcia andava confermato secondo lei? Io Rudy Garcia non l'avrei mai cambiato, perché? Perché si vedeva già da aprile scorso che c'era un problema di scarico, di giocatori molto stanchi che si erano battuti fino all'estremo per portare a casa questo scudetto, che erano 33 anni che non arrivava. Chiaramente bisognava più che l'allenatore vedere con i giocatori, trattarli un po' meglio e cercare forse già di cambiarne qualcuno a fine campionato. Si vedeva già. Io personalmente ho detto, io vengo da lontano e ho visto, questa stanchezza si vedeva, quindi quest'anno cosa ci aspettavamo? Che arrivasse un profeta e che li trasformasse tutti un'altra volta in un'annata speciale. Non sono giocatori scarsi, solo che se non hanno qualcuno dietro che li faccia dare più di quello che valgono, questi sono i risultati.
senza dimenticare quest'anno, nonostante tutto, è vero che ci siamo mangiati 4-5 joker per andare in Europa, 4-5, però tra pali, traverse, fatti a sfavore. Qualcuno dice che il Napoli non ci ha neanche provato, io non sono d'accordo. Neanche io, chiaramente e tutte quelle ultime partite che ho visto, soprattutto in casa, non bisogna dire che giocavano senza voglia, senza stimolo, non è vero. Oggi ci mancava tanto così. L'anno scorso i palloni che finivano al tanto del palo entravano dentro. Quest'anno finiscono sempre fuori, anzi oggi ci è andata pure bene, che di solito una partita come quella di oggi il Napoli la perde. Infatti oggi è la prima volta che non prende gol il Napoli di Calzona. E l'unica cosa positiva della giornata è che finiamo almeno il campionato senza la striscia di 14 partite di fila. Lazio-Napoli c'era ancora Mazzarri 0-0, poi sempre gol subiti con Calzona. Oggi si interrompe almeno un lato positivo. Comunque, come detto, è sempre forza Napoli e il Napoli ha bisogno dei suoi tifosi, soprattutto quando non gioca bene. Quando vince sono tutti qua, è facile per tutti stimolarli, applaudirli. Bisogna applaudirli quando escono dallo stadio e soffrono, perché oggi li abbiamo fatti veramente soffrire. Questo è un bellissimo messaggio, sono d'accordo con lei, la ringrazio, grazie mille. Siamo effettivamente a inizio campionato perché io, come detto, ci ho messo tanti anni per avere un abbonamento, lo dico la verità, perché dalla Francia è difficile abbonarsi, perché lo spettatore a Napoli ci tiene comunque a venire allo stadio. Però dobbiamo comunque essere un po' più umili, nel senso che non possiamo al primo scoglio distruggere tutto quello che è stato di buono in questa squadra, in questa città. Grazie, grazie tante. Vengo anche da lei che aspettava l'inizio tatuaggio nel frattempo e vorrei mostrare, inquadra un po' meglio. L'ho fatto il mese dopo che purtroppo Re Diego ci ha lasciato e volevo dire che non sono proprio d'accordo con il tifoso che poco fa ha parlato, perché loro non soffrono, perché soffriamo noi che a fine mese non possiamo pagare le bollette, loro vanno a Capri, vanno a fare i viaggi, solo chi aveva i prosciutti davanti agli occhi non capiva che la squadra non voleva andare in Europa quest'anno. Allora io dico anche da parte vostra, che fate un lavoro quotidiano, è arrivato il momento di scoprire il vaso di Pandora, cioè dobbiamo dire le cose come stanno, perché ragazzi è palese, non mi venite a dire che ci hanno provato, hanno fatto. Signori cari, noi abbiamo assistito a una partita qua che dovevamo vincere, all'ultimo minuto Ngong, invece di prendere la palla e battere subito il calcio d'angolo, alzava il pubblico così, devi battere subito il calcio d'angolo. Cioè come si fa a non vedere che i giocatori non volevano andare in Europa? Sarà successo qualcosa? Oggi si è capito. Quando si diceva lo scontento tra gli scontenti, il grande Giuffredi, oggi abbiamo capito chi è stato Di Lorenzo. Di Lorenzo era lo scontento tra gli scontenti. E Di Lorenzo, poi informatevi anche voi che questo fate, quando ha firmato il rinnovo, dopo un mese si è pentito del rinnovo e andrà via. E ha fatto quest'anno c'è stato un ammutinamento vero e proprio, ma non ufficiale, perché sapevano che se facevano l'ammutinamento subivano quello che hanno subito con Ancelotti. Non mi venite a dire che il Napoli ci ha provato, non mi venite a dire che hanno fatto sacrifici. Se andavamo noi in mezzo al campo, se tu prendi 11 di noi qua in mezzo, facciamo un gol oggi. Ok, voglio ammettere con l'Atalanta, poi voglio ammettere con Bologna che sì è bravo, ma cioè, ragazzi, ma vi rendete conto con l'Empoli? Ok, l'anno scorso il tifoso di prima dice che non dovevamo fischiarli, e perché? Come sono stati bravi l'anno scorso a prendersi gli applausi, a prendersi i caroselli, a essere portati in paradiso per 2 mesi? Così si devono prendere i fischi, si devono prendere le responsabilità, perché siamo noi la parte danneggiata, siamo noi. Cioè alla fine si è visto palese, cioè che vi rendete conto che oggi sì, al massimo dovevamo vincere, poi sperare nella Fiorentina che vincesse la Conference. Cioè, ma veramente stiamo facendo? Cioè solo chi non lo so, io spero che veramente Conte quando arrivi prende un paio di loro, ma molti di loro li mette appesi allo spogliatoio e che se ne andranno 6-7 di loro, perché così è. Anche lei pensa che da Kvara più altri 10 bisogna ripartire? Più altri 10? Io dico Kvara più altri 5, basta. Kvara, Politano, Rachmani, Lobotka, c'è Ngong perché non è che lo puoi lasciare via dopo 2 anni. Perché ha dimostrato di avere un... Sì, ma il resto devono andare via tutti. Devono andare via tutti, cioè ragazzi è palese.
Non lo so come la vedete voi, cioè, come fate a non dire, a non vedere, a non dire che il Napoli andava in campo, i giocatori andavano in campo e non ci provavano a segnare, perché non ci hanno provato a segnare, perché non voglio pensare che Di Lorenzo l'anno scorso sapeva marcare e quest'anno andiamo a giocare a Empoli, il difensore salta e lui sta a mezzo metro. Non voglio pensare che Juan Jesus l'anno scorso ha fatto la panchina, ha giocato 5 partite, ma te la insegnano nell'ABC che quando arriva la palla dall'alto il difensore non la deve far cadere. E a Cagliari che fa? Fa cadere la palla invece di andare lui incontro. È l'ABC della scuola calcio. I pulcini non fanno questi. Allora, quando è il 31 verrà ufficializzato Conte? Ok, si allora, dice il 31 verrà ufficializzato Conte, te lo dico, poi ci scriviamo, perché ha firmato Conte, ha firmato a marzo. Ma questa è una notizia allora che stiamo dando noi. No, ma lo sanno, anche questo. È più vicino al Napoli, però finché non è ufficiale non possiamo dire che... Lo so perché non avete ufficiale, però ci state dentro. E secondo me ci sia stato qualcosa all'interno a dire, come hai detto tu poco fa, che Conte è uno che prende le squadre che non voleva andare in Coppa. Allora i giocatori hanno saputo questo e quindi qualcuno io penso non che per chiunque sarebbe arrivato forse era meglio partire da zero, Conte voleva così, perché sia con la Juve sia con l'Inter e con il Tottenham, col Chelsea ha preso squadre e l'ha detto lui nell'ultima intervista: io prendo squadre che vengono dal nulla, perché disse anche a Belve l'intervista con la... perché è facile andare in una squadra che già funziona, io vengo e ci metto poco. Quindi queste... Anzi, rischi solo di bruciarti se la squadra funziona e le cose vanno male, questo lo penso anche. Lui sta cercando anche di trattenere almeno per un altro anno Osimhen, però comunque noi sappiamo benissimo che lui vuole andare via, a noi servono soldi per fare la squadra, a quelle cifre di rinnovo non può restare. E quindi queste a me dispiace solo per noi tifosi, perché possono essere successe 3000 cose, ragazzi, nello spogliatoio, con il presidente, con i giocatori, con i massaggiatori, ma loro dovevano andare in campo per rispettare una città, uno scudetto e per rispettare noi tifosi. Questo è. Ti ringrazio dello sfogo, grazie mille. Vuoi dire qualcosa anche tu? A me? No, il mio punto di vista, se Conte sta a Napoli era meglio Conte. Conte sta molto bravo a allenare. Vabbè, tu vuoi Conte comunque? Sì, Conte sta. Io ho fatto 21 anni a marzo, comunque speriamo che ci perdiamo un po' questa una brutta 0-0 io con Fantacalcio che non lo so. Grazie, beh, forza Napoli lui? Forza Napoli sempre. Comunque fine settimana possiamo organizzarci una scelta un abbraccio. Va benissimo, questo invito lo mandiamo, è un bel invito, un abbraccio insieme. Qualcun altro vuole dire la sua, ragazzi? Vengo anche da voi, basta così. Ormai vengo solo da voi, poi chiudiamo magari, perché non c'è più nessuno all'esterno dello stadio. Secondo me Conte è l'uomo giusto, è l'unico che può risorgere la squadra, Sì, Conte è un vincente, Conte ci può far risorgere, veramente può far diventare questo Napoli di nuovo in corsa per lo scudetto. Anche per te Conte? Secondo me Conte potrebbe essere l'uomo giusto per ripartire da zero, perché diciamo è l'unico che tra gli svincolati può essere il migliore. Ok, grazie mille ragazzi, anche a voi. Niente, non c'è